Proviamo a giocare F4, non so se è la migliore, forse sono delle idee più sofisticate, più accurate, ma il dado è tratto. Potrebbe giocare B3, no? Ha preso, oh my god. Non me l'aspettavo questa presa perché ora questo alfiere apertissimo è fortissimo, secondo me è sbagliata questa cattura, ma vediamo. Ora ho tantissime idee, per esempio se gioca B3 potrei prendere in G2, su re per G2, cavallo F4. No, non può funzionare ciò che ha fatto. Sì, alfiere per G2 è la mia idea principale, re per G2, cavallo F4, per via dell'inchiodatura, no? Cioè, se alfiere per rimarco il pedone, cavallo F4, attacco doppio re donna, l'alfiere non può prendere il cavallo. Quindi B3 non funziona, minaccia F4 è matto. Sì, qua ho sbagliato, e per F5 un suicidio perché ora il mio alfiere è un mostro. Un mostro. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, proviamo oggi a cercare una partita a 10 minuti. Vediamo se qualcuno accetta. Di solito non accettano mai. Hanno accettato subito un giocatore statunitense con 2100. Vediamo un po' come sarà questa partita. Allora, tocca al nostro avversario. Si è già preparato per Halloween. Ha giocato D4. Che apertura giochiamo contro D4? Ok, giochiamo cavallo F6 innanzitutto. Giocheremo magari una difesa indiana, vediamo che cosa ci gioca. Se vuole giocare cavallo F3, ok, gioca cavallo F3. Allora penso che sia un giocatore abbastanza solido. Proviamo a giocare B6 per sviluppare questo alfiere in fianchetto. Proviamo a giocare una partita lenta. C4. Ora giochiamo la cosiddetta ovest indiana, che ok, ha giocato A3, la variante Petrosian. Ok, qua esistono due linee, alfiere A6 e alfiere B7, non me ne ricordo nessuna. Giochiamo alfiere B7, ok, cavallo C3. A questo punto domanda, posso giocare D5? Credo di sì, no? D5. E non dovrebbe stare male il nero. Su C per D5 posso prendere, su cavallo per e per. Una struttura dove a volte avrò i pedoni sospesi, una struttura molto standard. Ok, nero, il bianco ha appena giocato E3. A questo punto cosa giocare contro E3? Potrei giocare cavallo D7 anche, no? Per continuare con grande semplicità. Sì, cavallo D7 non può essere male, no? Su C per D giocherò cavallo per. Mi ricordo forse una partita molto interessante del match Petrosian-Spassky, dove Spassky vince in modo molto carino in questa variante. Comunque vediamo che donna C2 gioca il nostro avversario. Ok, potremmo giocare C5 adesso, forse provare a completare rapidamente lo sviluppo. A questo alfiere mi piacerebbe in D6, se non metto in D6 però potrei prendere e giocare cavallo B5. Giochiamo A6 qua per poter giocare alfiere D6 senza inconvenienti. Sì, vorrei giocare alfiere D6, arrocco, magari anche cavallo E4, F5, giocare un cosiddetto sistema Stonewall, una sorta di olandese. Molto interessante vedere come succederà in questa posizione. Ok, alfiere D3, però non so se si può anche giocare C5, ma C5 potrebbe essere interessante, soprattutto ora che abbiamo messo con l'alfiere, ma giochiamo alfiere D6 per continuare con il piano che ha bloccato. Ora non so, potrei prendere per poi poter provare a prendere in F3, ma non mi convince, giochiamo in 4. Ora, secondo me indubbiamente la mossa più forte che ha è 4, però la prepara ulteriormente. Secondo me il bianco non necessitava di quest'ulteriore preparazione. Ora D per C alfiere per F3 potrebbe diventare noiosa per il bianco, perché potrei rovinare un pochino il suo arrocco, no? Squilibrare un pochino la posizione e potrebbe essere non troppo piacevole. Potrei giocare C5 anche, no?
dare un po' di fastidio. Vediamo un attimo, di per C4, alfiere per C4, alfiere per F3. Giochiamo di per C nel frattempo, ci penso. Alfiere per F3 è molto interessante come idea. Anche B5 e D5 in stile semislavo. Allora alfiere per F3, G per F3, cavallo D5, poi entro a dare degli scacchi, potrebbe essere molto interessante. Mi piace, però anche E5. E5 è il suo perché, oppure B5 e D5. Tante idee, tra cui non so quale scegliere. Giochiamo B5, dai. B5, poi E5. Sembra la difesa semislava, anche B5 più C5 potrebbe andare bene. Andiamo a giocare ora C5 standard, ma anche E5 potrebbe esserlo. C5 penso non possa essere male, nemmeno E5. Giochiamo C5. Sì, questa sembra una semislava, una variante di Merano, dove il nero penso che stia bene, no? Il bianco non è riuscito a giocare 4 con successo, sono già pronto, no? I pezzi del nero balzeranno al centro, se prendo in D4, se prende di cavallo, il cavallo a caselle, se dopo ci perdi, se gioca e perdi, il pedone sarà isolato, c'è sempre alfiere per F3 nell'aria. Diciamo che forse la posizione bianca non è granché. E4. Ok, cosa giochiamo contro E4? Ok, innanzitutto prendo, no? Perché non si sa mai, per evitare cose strane. Ok, adesso pensiamo. Se gioco cavallo C5 cosa fa? Cavallo C5 mi sembra troppo forte, creo attacco contro l'alfiere in D3. Non so cosa, attacco contro l'alfiere in D3, minaccio attacchiera GX. Troppo forte per non farla. Bam! A questo punto allo C5 è devastante, se gioca E5 prendo, torre per E5, donna per D3 e sto attaccando la torre e l'alfiere, no? Sembra molto potente come mosso. Sì, posso prendere in H2, poi in D4, posso prendere in D3. Male, cattiva non deve essere, no? Posizione. Potrebbe essere che guadagniamo materiale, tra l'altro, no? Cosa in cui crediamo. Sì, qua il bianco non sta bene. Si può giocare E5, ripeto, ma prendo in E5, torre per E5, donna per D4, no? Sono tutti pezzi un po' sospesi, il bianco un po' indietro di sviluppo, no? L'alfiere in C1 e la torre A1 non sono stati ancora sviluppati. Non so perché il bianco ha giocato torre 1, cioè io penso che a me preoccupava una E4 più rapida. Ok, ha giocato cavallo C5, cosa ha fatto? Non ha fatto nulla. Ok, potremmo provare a fare un pronostico sulla sua mossa. Non saprei dire cosa voglia giocare lui. Forse alfiere 3, però su alfiere 3 magari cavallo G4 crea dei grattacapi, no? Perché minaccia H2, minaccia lo stesso alfiere, con conseguenze nefaste per il bianco. Sì, qua si può iniziare a guardare il futuro con ottimismo. Ora ha giocato alfiere F1, ma no, non perde un pedone. Se perde un pedone, alfiere per H2, donna per D4. Un pedone è un pedone, no? Tac. Adesso c'è di male. Fino a prova contraria abbiamo un pedone in più. Poi non so se troverà un compenso strano, però anche su re debole, donna E5, donna H5, cavallo G4, che avrà giocato in questo modo, ma non c'è un altro pedone che può cadere. Sogno son desto. Allora potrei giocare. Allora, premesso che cavallo G4 potrebbe essere una mossa molto giocabile, con varie minacce, ma se catturassi in E4, se catturo in E4 può giocare alfiere E3, no? E dare un po' di fastidio. Se prendi in E4 anche alfiere E3, forse qua il destino dice che dobbiamo attaccarlo con tutte le forze. Allo E5, wow, no, cavallo G4 vuol dire donna E5, però su cavallo G4 a me dà fastidio, a me preoccupa un po' donna E2, dopodiché cavallo D3 con varie idee, non riesco a calcolarle fino alla fine, ma sembrano interessanti, perché no? E andiamo.
un certo punto bisogna pur prendersi qualche rischio, no? Perché se non ho calcolato tutto, l'attacco sembra così promettente, no? Che il pedone, cioè il materiale serve per molte cose, i pedoni intorno alla rocca servono anche per mantenere il re ben difeso, no? A questo punto si gioca a donna e2. Sì, donna e2 è la mossa che mi angoscia di più, però gioco cavallo d3, no? Per deviare, se prende uno qualunque dei cavalli, prendo in f2 e prendo la torre. Ok, ha giocato alfiere f4, no? Che non è male. Ok, no, questo è interessante, sta giocando bene. Purtroppo sta giocando bene. Alfiere f4 è una delle mosse che più fastidio dà in questa posizione. Vediamo cosa si può provare a fare. Ok, magari in una posizione così mettere una torre in c8 male non fa, no? Per evitare futuri problemi. O anche mettere magari la donna in f6, no? Per fargli prendere una decisione. Potrebbe essere... Mettiamo la donna in f6. Donna in f6, oddio, oh my god. Donna f6, alfiere di 6, torre di 8, cattura il cavallo, donna h6, se non vado errato non può più difendere, no? H2, e quindi dovrebbe funzionare, non lo so, vediamo di nuovo. Donna f6, ok, giochiamo donna f6, donna f6 o la va o la spacca. Su mosse 1 alfiere di 6 potrei provare anche idee come cavallo b3 per deviare la donna e poi prendere in f2. Ok, qua gioca bene, allora qua sta giocando egregiamente il nostro avversario. E vabbè, mettiamo la torre in c8, posso fare. Cosa posso fare? Se gioca bene. Ok, ora potrei giocare cavallo b3, forse mettere questo cavallo in e5, anche una cosa che mi aggrada molto, cavallo e5, questo cavallo può andare in c4. Sì, volevo provare a giocare per l'attacco, ma probabilmente bisogna giocare in modo più lento, sfruttando appunto il materiale in più che abbiamo, no? Giocare il cavallo b3, cavallo c4, per dire, no? Su cavallo c4 che fa? Sembra complessa, no? La sua posizione. Cavallo c4, a questo punto in alcuni casi potrei minacciare cavallo per a3, se prendi in a3 cade questo cavallo. Potrei provare a migliorare questo cavallo, mosso un cavallo b3 e cavallo d4 anche, no? Sembra molto buono. Cavallo per a3 in realtà bisogna stare attenti all'intermedio dei 5, no? Perché se mi attacca la donna non posso prendere in c3. Ho anche idee di... Oh! Giocato donna c2. Ok. Donna c2. Va bene, allora giochiamo... Mi piace donna g5. Perché donna g5? Mi piace molto, non so perché. A occhio, a intuito. Piace una cosa, potrebbe giocare b3, ma su b3 prendo in a3, gioco b4. O donna g6, no? È l'altra idea. Proviamo a giocare donna g6. Nel 6 crea anche un attacco raggi x. Vorrei giocare magari anche h5, h4 come idea. Forse donna in g5 era meglio, qua ha cambiato b per c. Sì, ammetto che forse ho sottovalutato questo cambio, forse questo cambio è rognoso, non lo so, bisogna vedere. A questo punto ho giocato donna e2, ora possiamo giocare cavallo d3, no? Questo cavallo dovrebbe essere molto molto potente in d3. E ora qua penso che la torre è in presa, dovrei giocare torre f1, dopodiché mi piacerebbe giocare l'idea f5, f4 anche per aprire l'alfiere, no? Potrebbe essere un fattore chiave. Un fattore molto molto importante in questa posizione. Proviamo a giocare f4, non so se è la migliore, forse sono delle idee più sofisticate, più accurate, ma il dado è tratto. Potrebbe giocare b3, no? Ha preso, oh my god, non me l'aspettavo questa presa, perché ora questo alfiere apertissimo è fortissimo, secondo me è sbagliata questa cattura, ma vediamo. Ora ho tantissime idee. Per esempio, se gioca b3 potrei prendere in g2, su re per g2 cavallo f4. No, non può funzionare ciò che ha fatto. Sì, alfiere per g2 è la mia idea principale, re per g2 cavallo f4 per via dell'inchiodatura, no? Cioè, se alfiere per catturo il pedone, cavallo f4, attacco doppio re donna e l'alfiere non può prendere il cavallo. Quindi b3 non funziona, minaccio f4 e matto. Sì, qua ho sbagliato, e per f5 un suicidio, perché ora il mio alfiere è un mostro. Un mostro. Sì.
Sì, no, qua purtroppo per il bianco la fine è vicina. Sì, e mi dava molto fastidio B3 subito. Ok, non lo so, comunque devo prendere. Probabilmente sta meglio il nero perché guadagno un altro pedone, ma non ho questo attacco decisivo che ora ho grazie all'apertura di questo alfiere. Quando ci sono in campo gli alfieri contrari in un medio gioco, non dico in un medio gioco, l'attacco si potenzia. Ok, ora ho giocato donna E7, ora potrei giocare torre F7, no? Se gioco torre F7, no? Non dovrebbe essere male torre F7. Ah, vuole cambiare le donne con donna D6, potrei cambiarle e poi prendere in B2, non sarebbe male, però vediamo. Prendere in G3 anche non sarebbe un'idea malvagia. Adesso vediamo un attimo cosa giocare. Allora, lui attacca l'alfiere. Gioco torre F7, donna D6, che è forte, F4, donna per G6, H per G6, donna D6. Potrei giocare anche F4 subito, devo catturare l'alfiere, prendo in G3, questo alfiere è troppo forte per darlo via così. Ah, potrei prendere in G2 il pezzo kamikaze anche, F4. Ah, qualcosa mi dice che questo alfiere avrà molto da dire in futuro. Questo alfiere ha ancora un destino. Devo mantenerlo in vita finché si può. Ora F4 è la mossa che vorrei giocare. Qua dovremmo stare meglio, sì, che tempo permettendo, molti fattori permettendo. Ora potrebbe giocare donna D6 per evitare il cambio, no? Non so cosa succede, la tensione cresce alle stelle, il tempo di gioco diminuisce. Vedi, ha dato il cavallo, ok, però adesso però credendo nel materiale non penso che abbia chance. Mi dava molto, c'è una qualità, non è un pedone, c'è una qualità così in un finale. F4, secondo me doveva provare a cambiare le donne. Ora dovrebbe essere finita. Game over, credo. Se F4 alla prossima. Donna di 6 è l'idea che mi infastidisce di più. Però cambio le donne, ora con la qualità in più ho la fiducia, no? Che il finale dovrebbe essere vinto, no? A grandi linee, almeno spero. Vediamo un po' come continua, si è abbandonato, no? Se non c'era bisogno di giocare così. Vediamo un attimo, velocemente, se ho ragione. Qua, che l'apertura torre 1 era superflua, no? Non serve. E 4 subito, si era tra le prime. Torre 1 no. Prese B5. Qua non so se C5, G5, G5, sì. E 4 sbagliata, sì, ora sta peggio, no? E qua stiamo meglio. Qua su donna E2 cavallo D3 volevo giocare, vediamo se è corretto. No, avrei perso. Su cavallo D3 non può prendere nessun cavallo, ma gioca alfiere 3 intermedia. Su cavallo per E3, F per E3 è orribile, ma attacca la donna e vince lui. Su donna E2 avrei dovuto giocare F5, un vantaggio decisivo, ma probabilmente avrei perso. Su alfiere F4, donna F6, qua vantaggio, no? Cavallo D3, F5 è forte, no? Sì, qua ripeto, se gioca tipo B3 la mia idea è alfiere per G2, su re per G2 doppio e vinco. E qua donna E7, qua a donna C6, F3 la vedo poco chiara. Poi ho giocato alfiere A8, mi dà fastidio donna D6, volevo mantenere le donne, non so come, forse torre F6 pensavo, che donna D7 sì, torre F8 e mantengo l'attacco, sì. Che dopo torre per C per D, non so perché ha dato il materiale, qua è persa perché se cambia le donne anche c'è tutti i finali, no? Comunque sono persi per lui, no? Se giocare, so, D2, no? Torre D8 dovrei vincere alla lunga. Spero questa partita sia piaciuta dal punto di vista strategico. Ero penso che ha dominato la partita e speriamo di vederci presto con altre partite interessanti. Alla prossima!